E ora stile Pieri viene fuori da qua ma cioè la persona che l'ha cominciato per primo a coltivare queste radici, chi è? Questa qua. È meglio che sia, dai, vedi. Mi suocera, sua nonna, suocera e mi suocera. Aveva visto due piantine e l'orto. Sì. Adesso sei emozionale. No, tranquillo. No, si vede contare gli iniziatori. Dire, stavo qua sentando. E dopo scareggia, cadute sui sementi di radici diversi loro. Dopo è una gombinica. E dopo ho studiato sui campi. E ora è sempre avanti, coltivare. Posso intervenire? La caratteristica del radice rosso non è quanto radice, ma è la messa in bianca. Sì. È la messa in bianca che è scoperta. Non so. Perché per la fame si diceva che una volta che era dei piedi a servizio di Van den Borre. E se stai giù che hai? No. E ho detto, la versione mia sentiamo tanto no, ma la boia non entra. E se io metto davanti dinanzi per lavori. Ecco, ma Wagner, dove lavoravi sta sua suocera? Dove si capitavi? Sempre da qua, su questa casa qua? Sempre qua. Questa casa qua? E ora che anno sarà stato più o meno? Quanti anni fa sarà stato? 100 anni fa? Di più? Di più. No, aspetta, mi dice innanzitutto come si chiama? Quanti anni che aveva vita? No, aspetta, quanti anni che è morta a nonna, diremo, perché dopo non pensati. No, Calcolo da quando che era a nonna. Mi dice intanto che questo nome smentego, è il nome suo. Come si il chiama? mio nome di casa mia sono Cocchetto Anna. Anna Cocchetto, e sapete che anno, di che classe sia? Quando sei nata? 900. Ah, sei proprio del 900? No. Sì. E questa signora che aveva visto le piantine, chi era? Era a suocera di suocera. La suocera e la sua suocera. Ostra, e Sì. quindi era Un bel poco di tempo, sì. sarà stato, io vedo un giovane matematico. A suocera e sua suocera. Quanti anni? Ovviamente vai in periodo di qualche generazione, del 30 anni a colpo, quindi... Sì, era del 900. Suocera e sua suocera sarà stata nel 1870, 60, non so. Io sì, era. Ecco, e Peter, Aspetta, suocera e sua suocera, quindi vuol dire che poteva essere a mamma, adesso mamma. Tua mamma quanti anni aveva? La mamma di me? Sì, quanti anni che anno sei nata? Non so, è morta di 80. Va bene, 8, ma di che anno sei nata? Mia 8, 30 anni prima di te. Quanti anni aveva quando sei nata? De Pieri ora? Pieri. Lei? Fiol di Antonio. Fiol di Antonio, cioè chi era sto Fiol di Antonio che ha sposato ieri? Io. De Pieri, Vigilio. Vigilio, ecco. Ma a suocera, quindi adesso suocera, che famiglia, chi l'aveva sposato? Cioè, mi spiego, che nome avevi? Non posso saperlo. Capisci tutti che mi sono... Era il veterinario e il diario. Elettricità. Ah no. Così. Ma fra poco viene la papà, non so No, mi suocera era. Che è morto per qualche governo per bomba. Vabbè. Io dire dei sovecci, questa storia qua era, ricapitolando, come era, ha visto queste piantine e mi spiega meglio da nuovo. Sì. Come? E piantini, se l'urto. Ma dove eri l'urto? Qua? Non davanti, adesso è tutto cambiato. Sempre su questa zona qua? Sì, davanti. Poi era casa, era una casa sul dentro della Sudea. Ah, questa era la dopo stalla. Sì, erano tutti i porti davanti. Era una famiglia grossa? Sì, erano
tanti fiori, tanti Quanti? stradini, Quanta? 4, 30, 20, 30 persone. E ora qua davanti che avevi visto orto, era sua combina. Davanti sì, e io non dell'orto, sinistra quella. E come dicevi ora sta suocera? Come la seconda cosa? Si accorto dei piantini e dei sementi. E dopo si mena. Ci aveva provato? Ha capito che ieri erano piantine diverse? Sì, che non avevo mai visto che sementi, non avevo mai visto. Dopo ho preso via una combina se l'orto e dopo io cominciai i radici rossi, cominciai a piantarli sui campi, tocco, e dopo avanti sempre. Come fa una storia un po'. Ma perché dice che se venuto prima Valtteri che non Vandenbore ora? Perché tutti quanti dicono che è stato Vandenbore. Vandenbore si è messo davanti, vengono altri, vengono dopo, vengono altri. Hai capito? Io avevo provato, no? Sicuro sì. Forse Yuga capiva appunto che Credeva. Hai capito io? Sì. Ma cosa ha messo in bianco? Chi l'ha inventata? Perché se ha messo in bianco è importante, non sa ancora dire. Non si in bianco, non so. sì, la forzatura insomma. Sì, Davide Zaina si era geloso, perché dice lo so, che sono miele verde e non mia rossa. Allora diventa rosso nel momento in cui lo metti in bianco. È già rosso? Come poi, questo non l'hai mai visto. Dopo perché viene frasi, viene fatto, dopo viene in bianco. Ecco, Se è corto, stai. Non lo so, ma non va a spiegare la storia. Anche se a fare le sulla cortea. sì, ma voglio dire, non è che lavorasse il metodo. Io parlo si cambia erano. Ma un avo, cioè un nostro antico. Niente. Basta, Vandenbore, boh, se entra. Adesso arriva a fare. Ma mi fa piacere sentire perché erano piani sul papà, quindi. Lo so, ma puoi dire che magari non è confusione. No, vedo che si ricorda. Vabbè, ma Vandenbore, non ho mai sentito. Non so. Vedo che si ricorda bene. Buono, avanti vengo la storia. Basta, questo mi era soprattutto l'origine che voglio in cerca di sentire cosa chi parla, cosa chi pensa Però caso. c'era là perché se no podia fare. Non c'è niente di particolare, c'è tanti che fa questa critica qua, che adesso. Sì, perché adesso mette l'acqua corre e diventa bianchi, però non dice frasi, Come. dice radici messi in bianca. Non dice come quelli di una volta che ti mettevi proprio col calore verde, verde a staia, ti mettevi in staia, là su sta busa, e là era naturale, quello era naturale, adesso cosa volevo fare? Sì. C'è un gusto ben diverso dice adesso. Sì, adesso mi sa da niente proprio, dice prima. Questo con l'impressione che che sia così. Perché adesso come si dice, come tutte le robe I piccini che trattare, insomma. Sì. Invece c'ho prima, era su busa, metteva le bestie, io metteva là, e dopo sola, una stampa di paia, che appunto era paia, e sorella. Sì, beh, lo so perché sono cammini di famiglia con contadina a Sant'Angelo. Quindi. E adesso cosa vuoi? La storia di radici adesso. Paesi. Sì, sono andato di fora a zero. Zero parlavi Ma dappertutto. anche perché ho visto che qua da costruito dappertutto. Non esiste niente. Non esiste in campagna? Ormai non si cambi niente. L'altro quando dice che avevi 40 sì e campi. Quanto si cambia? E quante famiglie era che lavorava? Quanti? Una. Il capo famiglia era ed è Ezio d'Antonio qua, detto Fassio, però lavorava sotto De Pieri, proprietario era De Pieri qua. No, De Pieri, perdono. No. Come si chiama? No, De Reali. Anche il pezzo che vieni in giro, da mettere sul libro, Non le ho viste però, dove sei? Ti mostrerò dopo, però che adesso non è io. Adesso qua apposta, una casa ideata. Se bene fuori era. Signor fatto di panti. Là col castello. A Villa. A Villa. Piero Beni. Benissimo. E sino dal terraio fino Tutta al campagna. municipio era solo la vostra casa. E non strada così, strada di campagna per quando non si terraio. Ma non c'era altre casette a casa? Era Una da Cimitana. Non si mi dopo, Chi era? Gorga, perché Bantignana. Era un'altra contadina, una casa contadina. Sì, contadina, sì. E basta. Sulla destra, diciamo, dove era sta cosa? Sinistra. Andando a sinistra. Andando sul terraio a sinistra, segnando il terraio sulla destra. Eh. E poi era la vostra del De Pieri, Sì. e dopo era il municipio? Sì,
sì. E Beni, E Beni, perché era un dottore, sto Beni, cosa era? No, un professore. Professore era. Unica casa vostra, E basta, campagna. unica. Stradera stretta, Sì, una bisogna il terraio, se chiama Sì, sai. perché si chiama il terraio? Che è forse una laterale del terraglio, E gli era più No, ma mi ricordo che io della foto, ad esempio, che si vede anche, certo che c'è sempre qualcuno come soggetto, però che della foto che si vede il terragliolo, ancora questi artisti platani, e strada dopo, si vede quella strada del Sassi. Quindi tu a fare prima... La casa era de traverso de era? No. Ok. Sta Lorenzo. Sì. Sta attraverso una. Ah, era tardi, questo cos'era? Carnevale Ah, ma è il carnevale. Sì, Ma poi è stata il carnevale, dopo ci sono tante robe, no? una stanza qua, e dopo la cucina, e dopo Ah, la è quello che c'era a casa, è Tutta- stata. Ah, scusa, non mi avevo capito Tutta questo. casa grande e lunga, Con gli archi? Ah, sì, vedi? Sì, sì. tutti gli Qua sta di stropaio gli archi qua. Sì, sì. Qua era sta di stropaio. Sì, per fare le camere. Ah, e se no gli archi era come quelli che si vede all'inizio. Sì, No, sì. no, come quelli blu, Sì. Non di fuori, Sai, anche mi ricordo che quando era via Marte, era così, sì, sì, si intravedeva. Qui, Era una gran vecchia casa. no. Ecco, e ora la tradizione, l'origine, prima del Vandenbore, sta sua suocera e sua suocera, si era accorto queste piantine e ha detto guarda queste piantine. Sì, non alla loro. E si era messo il Poco vecchio, dopo si era messo il vecchio, scritto dappertutto. che ho fatto il libro dopo, da aver fatto... Sì, cadetti, sì. E era il libro di Beppia. E invece dice è stata sua suocera, Sì. però Sa cosa, abbiamo guardato. Però il problema- Che abbiamo il libro. Ne perché adesso non so dove che è li facevi forse, cioè se non li facevi entrare bei su con le altre, Sì. negaria buona. No, era come chi tu stai sul campo. Sì. E venivi bei rossi lo stesso, cioè, No. Ah. I viniva grandi e basta, neri così, mai rossi. Perché fanno venire rossi, bisogna pigliarli su acqua, bisogna pigliarli su caglio, bisogna tutto. perché si bagnava. Appunto, ma- si bagnava. Sì. io ora sto Vandenbore probabilmente che ha fatto io la scoperta del Dici, E che aveva fatto Se no- scoperta da mettere sull'acqua, come era mettere in detto che bianco. adesso. Perché Ok, dite vabbè, io, tu hai i trovato- vostri parenti, ora cosa facevi? I vostri antenati, la vostra suocera là. Perché dice che se Vandenbore che dice io, ma Valtteri facevi io stesso? no, Sì. ma in lavorava, il lavoro non era neanche missionato. Ci sta missionato adesso che è un tocco che il Silvino missionava il lavoro. Una volta non si sentiva mai, si sentiva sempre di piedi, per gli portare Venezia, gli portare Venezia. Col carro e i bo? No. No, Ma no, cosa vai? sì, per cavalli. Col Ma cavallo. a cavallo ti portavi a Venezia, Sì, dici? sempre Venezia, tutta la notte. Era tuo Antonio che andava, No, e dopo Sofioia, che si era schieri Soffioli, era mio che marito, sarebbe, me l'ha detto prima, Vigilio, Vigilio. Tuo compadre Bruno. E dopo suo padre Bruno, Vigilio, Alberto, E no, i figli di Antonio chi era? Vigilio, Vigilio, Alberto, Berto e chi? E quello di Emilio, come si chiamava? Se era no. Si parla di Emilio. Girolamo. Girolamo, ecco, e sti fioi di Antonio, i radici soprattutto andava a portarli a Venezia, C'è Venezia? non a Treviso. No, neanche un televisiono altri. Perché? Sempre Venezia, Ecco cosa andavi a Venezia? andava col cavallo, Eh, con la carita a piatto. eh. Lì era che corde grandi, Corbe che chiamavi? corde sì, Sì. festoni grandi. Via dai siti. Sì, sì, Allora no. metteva tre cesti sopra qua e dopo li portava a Venezia. Qui era Venezia, metteva a barca, A Mestre, mestre, metteva a barca, li portava in piazza a Rialto. a Venezia. Eh, E là li veniva. capito. Ma chi è che li portava insieme? Andavi insieme con Sì, Biscaro? sì. Insieme se vi mettevi d'accordo con altri? Sì, Perché ieri ho parlato con una Biscaro. volta andava uno, Chi era che altre famiglie che andava? e andava i Pietri, Biscari, gli altri, sì. Ho capito. Una volta. Quindi facevano anche bei skei o resti giorni? Cioè, A Venezia? Gli anni, sì.
Dopo però che piaceva che i picciotti fermarsi magari in osteria a mangiarli un po'. No. O ieri stranieri. Mi direi che perché era stanchi la notte, giocava per tutte le notti in Valencia. Ah sì? Sì, col cavallo. Cavalli a mezzanotte, volevo. Cavalli sull'acqua, fredda, d'inverno. Volevo. Anche ieri, se ricordi. Caro, Ieri. Come di mezzanotte i lavavi? Le notti i perché lavavi? finimmo curarli, finimmo prepararli. E ora li lavavamo, la mezzanotte, invece botti mezzanotte. Poi era il 2003, partia, va benissimo. Sì. Ma i lavavi all'aperto? Sì. Mezzo cortio? Anche in mezzo io, Col freddo così? freddo, E come facevi a vedere? come? Come facevi a vedere? Polizia. Quello sì, il cucciaro, quello sì, ma tutto no? Sì. Sì, era luce, manco Avevi la luce elettrica Non o... c'è più sta. E ora non era però nel 1900... La luce elettrica che veniva tardi, la luce elettrica? Prima? Prima sì, forse. Ma dopo sotto venivano i petroli, Ah. i petroli a quel tubo, i petrolio, sì, posavano sul muro, sì, e se sei che Ah, era una vita barbara ieri. che vite, caro. Ma era l'uomo che andava a Venezia e partiva un botto di notte. E quando dormivi? Prima? O dopo? Sì, un'ora prima c'era una... Non stava su le radici? No. Andava anche suo marito, andava anche a Vigilio? Madonna, perché vuole... Sì. Era Vigilio o Virgilio? Vigilio, Vigilio. no Virgilio. Vigilio. Ah. E ora andava in letto presto Sì. e poi partiva. E dopo veniva a casa su che ora? E dopo un botto? Sì, dopo pranzo. Però se... Era mezzogiorno, un botto. E mangiavi qua o mangiavi per strada? No, in mia casa. Veniva a casa per mangiare. Sì. Però a mattina mangiava in qualche parte a Venezia? Non so, era una bambina, forse fuori, non so. Ho capito. Sì. Insomma, l'origine è vostra di questi radici, sempre sentito dire Sì. in famiglia qua. Sì. Non mi ricordo di un Dio sempre così. E qua non si scherza. Allora, qua siamo proprio nella patria della Dicchio. Ma lo dice per Pieri però. E che altri? Cosa dici? no. Che altri paesi? Zero. Perché qui è zero, dice non potrebbe essere anche da sotto zero. No. O Sant'Angelo. No, perché i primi, a zero se do 3 anni, pochi di anni adesso, che ligassero prima non si anche a Sant'Angelo, Era un certo Bortolo Reato da Sant'Angelo che fra i primi, mai sentito dire? No. Non lo sento. Vabbè, Valtri, a vostra terra, i vostri 46 campi erano sotto dei reali, no? Ecco, e come ieri in Mezzodria, ieri a parte, No. che contratto avete? No. Non so neanche. È una, ma para una parte. Basta. Ieri affitto? Affitto in affitto, ma... Affitto a generi o cosa? Sì. In affitto. Mi davi skei oppure tanto di produzione? Cosa che... Non so. Vabbè, non importa, era in affitto insomma, tutto là. Affitto.